Chi è dint è dint, chi è fuori è fuori. Questo era l'urlo che una guardia municipale a metà dell'Ottocento, grosso modo, faceva intorno a mezzanotte, quando stava per chiudere le porte dell'Ambricciata, ovvero la suburra napoletana, il luogo della perdizione della città di Napoli, il luogo dove da secoli venivano concentrate le attività di prostituzione femminile e maschile dell'intera città. Insomma, il primo quartiere a luci rosse della città di Napoli. Ambricciata era grosso modo qui al borgo di Sant'Antonio Abate, all'esterno di Porta Capuana. Tu lo sai, noi abbiamo sempre eccelso in tutte le discipline in cui ci siamo cimentati: arte, storia, cultura, cinema, televisione, teatro e anche nella prostituzione. Come ci insegna Salvatore Di Giacomo nel suo libro Storia della prostituzione, qui c'era il primo quartiere a luci rosse napoletano. Beh, in realtà tutte le varie denominazioni hanno in qualche modo tollerato la prostituzione, a cominciare per esempio in epoca vicereale da Don Pedro de Toledo, cattolicissimo, il quale però in qualche modo preferì confinare tutte le attività di prostituzione in un luogo molto preciso e quindi emanò una prammatica che in qualche modo concentrava qui nell'Ambricciata, all'esterno di Porta Capuana, le attività di prostituzione. Perché poi imbricciata? Il termine deriva dalla parola breccia, che erano i ciottoli larghi di fiume, insomma i basoli lisci con i quali veniva pavimentata appunto la città di Napoli. E così dal 500 all'800, perché il processo si chiude grosso modo nella seconda metà dell'800, il borgo di Sant'Antonio Abate, Ambricciata, divenne il luogo dove si concentrarono taverne, balordi, prostitute. Anche Ferdinando I Borbone, nella fine del Settecento, conferma il luogo elettivo della prostituzione nell'Ambricciata napoletana, fino a che addirittura suo nipote, Ferdinando II, no? Quello della ferrovia di Pietrarsa, nel 1855 costruisce addirittura un muro tutto intorno, alla quale c'era una porta che veniva appunto chiusa a mezzanotte con l'urlo chi è dint è dint, chi è fuori è fuori. Era una zona evidentemente pericolosissima, una zona di perdizione. Figuratevi, nell'osteria di Aniello, zona anche di osterie, Francesco Mastriani ambienta il suo romanzo I Vermi, un romanzo di metà Ottocento. Era il regno di Ciccio Cappuccio, che era il mamma santissimo, Mastu Giorgio, era Ambricciata. Ecco, per usare una metafora edoardiana, era il sindaco di Rione Sanità, quello che garantiva la pace nel quartiere in qualche modo attraverso l'uso dei suoi ricuttar. Eh sì, certo, ovviamente i protettori delle prostitute erano i ricuttar. A proposito di ricottaro, una notazione linguistica: voi sapete che nel termine ricottaro non deriva affatto dal nobile latticino la ricotta, ma è un termine addirittura che ha una valenza latina. Era colui che operava la recovata. Cos'era la recovata? La raccolta, una sorta di pizzo antilitteram, quando la camorra si occupava di proteggere le donne, sostenere le donne i cui mariti erano stati arrestati, faceva una sorta di pizzo fra i commercianti. Chi operava la raccolta, dal latino recovata, era orucubutar, che poi diventa in napoletano oricuttar. All'interno poi dell'Imbricciata c'era un vicolo specializzato che era il cosiddetto vico femminile, che oggi corrisponde, dove si esercitava la prostituzione maschile, e oggi corrisponde con via Pietro Antonio Lettieri, ma di questo ovviamente non c'è più traccia, naturalmente. L'Imbricciata compare pure nei reportage del Grand Tour. Il Grand Tour era questo viaggio di istruzione che tutti i rampolli dell'aristocrazia europea facevano per completare la loro istruzione universitaria e arrivavano immancabilmente a Napoli. Molti si fermavano a Roma, a dire il vero. Fra questi, per esempio, per citarne uno, Gustave Flaubert, l'autore di Madame Bovary. Sì, veniva qua per studiare il vulcanesimo, la natura, la gastronomia, però evidentemente si concedeva pure qualche passatempo nell'Imbricciata, la definisce la suburra napoletana ovviamente, e racconta che le donne arrotolavano le vesti fino alla vita per mostrare il loro culo. La reclusione della prostituzione nel quartiere dell'Imbricciata finisce nella seconda metà dell'Ottocento, quando con i Savoia, anche per arginare il dilagare delle malattie veneree, vengono creati i casini di Stato e quindi la prostituzione diventa addirittura monopolio dello Stato italiano. Insomma, e comincia la bonifica del quartiere Vicaria, che oggi ancora in qualche modo è uno dei più autentici quartieri napoletani. A noi rimane solo il ricordo di un quartiere poco raccomandabile, pieno di diavoli,
prostitute e ladri. Guarda caso, nella smorfia napoletana ci sono 3 numeri che li descrivono uno consecutivo all'altro: 77 i diavolo, 78 a zoccola, 79 marivola. Sono tutti quanti vicini della smorfia napoletana ed era proprio, come devo dire, la fotografia dell'ambricciata napoletana. Però a questo punto c'è un detto napoletano col quale voglio salutarvi, che dice: "Si pataterno non perdona, 77, 78 e 79, l'angop c'ha appena sulle pumarola".